Amici di Sportisili, amici di Localcio, buonasera, bentrovati all'appuntamento numero 21 con Localcio, con il consueto appuntamento con l'approfondimento sul calcio dilettantistico in Sicilia, puntata come avete avuto modo di vedere anche dal nostro post di presentazione che si preannuncia particolarmente ricca. Torniamo ad avere due ospiti, uno dal remoto, a breve ve lo presento, l'altro a partire dalle 21:15 qui in studio al mio fianco, in attesa che anche Salvo Orifici riesca ad arrivare. Ma intanto vi presento l'ospite in collegamento questa sera direttamente da Caltanissetta, al centrocampista della Nissa, Riccardo Rotulo. Riccardo, benvenuto allo calcio. Grazie per l'invito. Ciao Francesco. Naturalmente tantissimo della bella vittoria ottenuta ieri dalla Nissa contro l'Igea Virtus, un 3-0 firmato prevalentemente dal Tato Diaz, altra marcatura multipla per lui, tripletta ai danni dei giallorossi di Barcellona e vetta sempre più consolidata della classifica dei cannonieri del girone I di Serie D. Saluto e ringrazio come di consueto Salvo Geraci in regia. Vi ricordo che potete seguire questa diretta e tutti gli altri appuntamenti targati Localcio sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube Sportisili TV, oltre a seguirci naturalmente su Instagram, su X, su TikTok, sul nostro sito www.sportisili.it. Prima di entrare nel vivo di Nissa, Nuova Egea Virtus, in modo tale da poter far entrare in clima puntata Riccardo Rotulo, andiamo a leggere quelli che sono i risultati della giornata di ieri disputata in Serie D Girone I, con i risultati della giornata numero 26: Pompei Scafatese 0-2, Locri Castrum Favara 0-1, Acra Cassacireale 0-0, Licata Enna 1-0, Nissa Egea Virtus 3-0, Paterno Regina 0-1, San Biase Ragusa 2-1, Siracusa San Cataldese 3-1, Vibonese Città di Sant'Agata 1-3, per una classifica che vede il Siracusa mantenere la vetta solitaria, 60 punti per Iretusei, 57 quelli della Regina, 54 per la Scafatese, San Biase 52, poi via via tutte le altre: Vibonese 45, Nissa 39, Igia Virtus 36, Paternò 34, Castrum Favara 33, Ragusa 32, Pompei 28, Enna e Acireale 27, San Cataldese 25, scusate, Sant'Agata 25, San Cataldese 24, Locri e Licata 23. Chiude all'ultimo posto l'Acragas con 15 punti. Riccardo, che partita è stata ieri quella tra Nissa e Novegia Virtus? A me piace chiamarla per quello che è lo scudetto delle altre, perché in questo momento, fin dall'inizio della stagione, ci sono 5 squadre che hanno preso la fuga. In questo momento, alle spalle delle cosiddette top 5, c'è appunto la tua Nissa. Sì, allora secondo me è stata una delle partite più belle della stagione. Abbiamo giocato molto molto bene. Sapevamo che loro erano molto bravi in fase difensiva, si chiudevano bene. Infatti tutta la settimana abbiamo lavorato per poi cercare di fargli male. È stata una partita intanto giocata bene a tutte e due le squadre, però in questa partita soprattutto abbiamo messo la voglia e la determinazione per conquistare 3 punti, perché come hai detto tu, dall'inizio della stagione diciamo che ci sono quelle squadre che stanno facendo diciamo, un campionato a parte. Noi il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e poi tireremo le somme. Quindi era molto importante per dare un segnale che noi ci siamo e cercheremo di arrivare più in alto, come ho detto poco fa. E soprattutto era importante vincere ieri perché se la vogliamo mettere tipo uno scontro diretto, no? Per il stesso posto. Quindi è stata importante vincere, ma ora ci godiamo questa vittoria e poi da martedì, da domani, penseremo alla Scafatese che è un'altra grande partita. La Nissa si gode, come ha detto Riccardo, questa vittoria. Noi ci godiamo le immagini di Nissa, Nuova Egea Virtus 3-0, tripletta del Tato Diaz, immagini come di consueto curate dalla Wii Sport. Lo scontro diretto che mette in palio il sesto posto solitario. Nissa e Egea Virtus hanno dimostrato di essere due splendide realtà nel contesto del girone I di Serie D.
Nel ricco programma della 26esima giornata le due compagini si affrontano allo stadio Tomaselli di Caltanissetta appaiate a quota 36 punti. I padroni di casa sono reduci a 3 pareggi consecutivi, mentre i barcellonesi hanno interrotto la serie di vittorie subendo il KO interno contro il Paternò. Dirige l'incontro il signor Costanzo Cafaro di Alba Bra, coadiuvato agli assistenti Ruggero Marra di Torino e Andrea Galluzzo di Locri. Grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Massimo Lo Giudice passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo un giro di lancette subito pericolosi padroni di casa con un tentativo di rotolo smanacciato in corner da Costantini. Al 14esimo conclusione al limite dell'area di Agnello, blocca in due tempi il numero 1 barcellonese. Al 20esimo batte un colpo anche la nuova Igea sugli sviluppi di corner da sinistra della guardia di testa, sorvola trasversale dei pali. 5 minuti più tardi, poco dopo il giro di boa, la Nissa può usufruire un calcio di rigore per atterramento ai danni di Samaché. Dal dischetto si presenta implacabile il Tato Diaz, che spiazza Costantini per il vantaggio nisseno. Poco più tardi Tumminelli, che sta facendo letteralmente il solco sul binario di competenza, elude l'intervento di un difensore di Ligia Virtus, scodella dentro da Samaché, che di testa in quadro specchio della porta, contro il C contro il V. Questa volta Samaché fa da torre per Diaz, sempre il Tato Diaz, nuovo capocannoniere del girone di Serie D per il 2-0 della Nissa. All'altro lato il tentativo dalla distanza di Rana, alzato in corner da Elezai. Sul finire di frazione ci prova Trombino su un calcio piazzato al limite, non inquadrando lo specchio della porta. Tramonta così la prima frazione di gioco. Passiamo alle nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Dopo 10 minuti del rientro in campo e le formazioni, la Nuova già l'occasione di riaprire la sfida. Ferrante prende il fondo a destra, cross per Trombino, atterrato, calcio di rigore ed espulsione per Bieto. Dal dischetto però Trombino si lascia ipnotizzare da Elezai, paratone dell'estremo difensore. Bianco scudato corre ai ripari mister Campanella e getta nella mischia Barrera in luogo di Samaché. Poco dopo Parapiglia in campo, espulso anche Panarelli, tecnico della Nuova Virtus. Al 67esimo si innervosisce la gara, Rotulo prova un boli dalla distanza che non inquadra per poco lo specchio della porta. Nonostante l'inferiorità numerica, Nissa cala il tris dall'oro, banda in corsia uno scatenato Tumminelli che salta Carullo con un tunnel, serve Diaz che controlla il pallone e con il destro lo deposita in porta. Pallone nel borsone per l'attaccante di mister Campanella, che sale a quota 16 centri in campionato e tripudio al Marco Tomaselli. Piove intanto sul bagnato in casa Nuova Virtus a 4 dal termine regolamentare. Sino, da poco entrato in campo, si fa cacciare per un brutto intervento. Ristabilita dunque la parità numerica, ma non c'è più tempo al Marco Tomaselli. La Nissa schianta Nuova Virtus per 3-0. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. E dunque rientriamo, un Marco Tomaselli di Caltanissetta veramente in una delle sue vesti migliori. Ha salutato questa grande vittoria della Nissa ai danni della Novigia Virtus, protagonista assoluto Augusto Diaz, il Tato, con i suoi 3 gol, salito a quota 16 in classifica cannonieri, resistendo agli assalti dei suoi inseguitori in vetta appunto a questa graduatoria. Riccardo, ti chiedo, al di là dei gol, quanto è importante una figura del genere nello scacchiere tattico, ma non so, anche nello spogliatoio. Vuoi raccontarci qualcosa? Tra l'altro oggi è anche il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri di buon compleanno. Sì, sì, allora intanto gli faccio gli auguri, come ho già fatto in privato. Allora, innanzitutto è una bravissima persona, è molto, molto bravo con noi, sia con i più giovani che con noi un po' più grandi. Quindi questo fa la differenza, perché per me prima conta essere uomo e poi il calciatore. Poi come calciatore il campo sta parlando, e per me è un attaccante completo, perché i gol parlano. Siamo a 16 gol, mancano ancora 8 partite, però è importante per noi perché lega il gioco con la squadra, ci fa giocare bene, quando siamo in difficoltà tiene la palla, quindi ci dà una grossa mano e noi siamo felici comunque che sta facendo tutti questi gol, perché poi alla fine ne traiamo vantaggio pure noi, quindi spero che continui a fare gol e continuiamo a vincere. Ecco, andando un attimino più a dare un'occhiata generale, prima naturalmente di
cambiare tema, restando ovviamente nel girone I di Serie D, ti chiedo come stanno andando le cose. Al momento, come abbiamo già avuto modo di dire e di vedere, la Nissa è al sesto posto rispetto a qualche giornata fa. I playoff sono quasi alla portata, nel senso la Vibonese quinta è molto più vicina di quanto non fosse prima, però ti chiedo un po' di riassumerci quello che hai vissuto tu e quello che ha vissuto la Nissa in questa prima parte abbastanza corposa di campionato. Ricordiamo la Nissa è stata reduce dopo qualche giornata dal cambio in panchina, dall'arrivo di Mister Campanella al posto di Nicolo Terranova. Riccardo, dici un po' come è cambiata l'aria, come sono cambiate anche le cose a livello proprio tecnico-tattico, cosa vi ha portato anche ad avere un click a livello mentale che vi ha consentito anche di rendere meglio rispetto alle prime giornate. Ma guarda, inizialmente forse si erano create un po' troppe aspettative su questa squadra, perché è un'ottima squadra, però sinceramente c'erano e ci sono rose a livello sia numerico che ma anche a livello di giocatori superiore alle nostre. Noi siamo una squadra che ce la possiamo giocare con tutti. Però forse il fatto che siamo partiti pure un po' male, perché le prime giornate abbiamo fatto un po' male. Poi con l'avvento di Mister Campanella la situazione è cambiata, è un allenatore che ci sprona, vuole che diamo il massimo, sembra grintosi e quindi poi magari le cose sono un po' cambiate, abbiamo acquisito anche un po' più di leggerezza mentale, spensieratezza e poi alla fine i risultati si stanno vedendo perché alla fine stiamo facendo bene e cercheremo, come ho detto poco fa, da qua alla fine di arrivare più in alto possibile. Perché poi alla fine l'obiettivo ormai è questo. Se verranno i playoff, ben venga, però noi ci concentriamo a giocare partita per vincerla e poi tireremo le somme il 4 di maggio. Allora, dopo questa panoramica sulla stagione della Nissa, entriamo nel vivo della lotta per la conquista del titolo e la conquista della promozione in Serie C, che per il momento, forse in maniera un pochettino più concentrata, vede coinvolte tre squadre, almeno secondo il parere di chi vi sta parlando, ovvero sia Siracusa, Reggina e in terza istanza la Scafatese. Tra l'altro, come accennato prima, Riccardo Rotulo, prossima avversaria della Nissa, si giocherà in terra di Campania. Ne approfitto per salutare Paolo Vinci che ci scrive un saluto a tutti voi, altre 8 gare per uscire da questa categoria. E poi ci scrive: Domenica Mimmo Maggio sarà presente a Enna, squalifica ridotta a una giornata, quindi vedremo in campo il bomber della Siracusa dopo lo stop per squalifica per inizialmente 2 turni, poi un turno solo, rimediati con l'espulsione di Acirreale, e poi Laura Lamendola scrive: grande Riccardo, per lui sempre prestazioni al top. Veniamo allora a quello che è successo ieri al Nicola Di Simone di Siracusa, il ritorno alla vittoria per la capolista che batte la San Cataldese per 3-1 e si rilancia. Vediamo anche in questo caso le immagini prodotte dalla Wii Sport. È la settimana di Carnevale, ma al De Simone quest'oggi vietato fare scherzi. Il Siracusa vuole solo vincere per ripartire dopo lo stop di Acirreale e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in vetta alla classifica. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa San Cataldese. Gara valida per la 26esima giornata del girone I di Serie D 20-24-20-25. Fischietto in bocca. E allora via, si parte, inizia Siracusa San Cataldese. Mettere in piedi una trama di gioco magari differente rispetto alla solita, considerando la mancanza del centravanti puro. Qui l'imbucata di Russotto per Alma, il tocco sotto, Giuliano, Alma letale, che gran gol del Siracusa, si sblocca subito il risultato, un'azione pazzesca, il tocco di Russotto per Alma, controllo perfetto e il tocco sotto a ripetere l'azione già vista nelle ultime settimane. Gran gol di Giuliano Alma, Siracusa 1, San Cataldese 0. Splendido del numero 11 che può andare in 1 contro 1, il pallone torna sul destro, si sovrappone Pistolesi, va in mezzo, poi c'è Russotto che controlla, si alza la bandierina.
Siracusa che era andato nuovamente in gol, non ha avuto dubbi in questo caso l'assistente numero 1 Marla. Parte Russotto, il tiro alto sopra la traversa, si dispera Andrea Russotto, svetta più in alto di tutti Sus, poi ruba ancora un'altra palla, Russotto che di sinistro illumina per Di Grazia, entra in area il numero 11, Di Grazia rientra sul destro, Di Grazia! Che Siracusa, amici! Siracusa 2, San Cataldese 0, torna al gol anche Andrea Di Grazia, ma questo è uno spettacolo vero. 21 sul cronometro, un grande Siracusa, la mette subito sui binari giusti. Mamma mia che Siracusa, amici! Da questa cattiveria agonistica del Siracusa, che qui però deve difendere il tentativo di Gueye, il pallone al centro, il controllo e il tiro, il miracolo di Iovino. Questo è uno schema della San Cataldese, vengono adesso fuori i giocatori ospiti, parte il pallone a rientrare, c'è la spizzicata, il gol di Gueye, accorcia le distanze la San Cataldese, contro 3, Alma si accentra, il sinistro, c'è Russotto che può controllare, poi ancora ribattuta, Russotto! Rimette subito in chiaro le cose il Siracusa con Andrea Russotto che va ad esultare sotto la sua curva. Siracusa 3, San Cataldese 1. E allora termina il primo tempo, Siracusa 3, San Cataldese 1, veramente un bel primo tempo tra le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Per il momento decide il maggior tasso tecnico del Siracusa. Sus, intervento pulito con il ginocchio a mettere fuori il pallone che rimbalza e manda totalmente fuori tempo Pisciotta, ne approfitta Convitto che mette in moto Di Grazia, fa scorrere il pallone, Di Grazia che ne fa fuori 2 con un movimento di corpo, ancora Convitto, ci prova con il mancino, la parata di Lacagnina, ancora il pallone in gioco, che parata! 62 sul cronometro, arriva il momento di Alberto Acquadro, finisce la partita di Andrea Russotto. Entra Longo al posto di Grazia, Di Grazia che non perde tempo, esce direttamente dalla sua parte. Non è pulito il controllo ma rimane comunque efficace, si chiude il triangolo per Longo, pallone al centro, Alma! Esce Alma, dunque entra Sebastiano Di Paolo, poi fa correre Longo, si inserisce il numero 7, rientra sul destro con il tacco, può andare in 1 contro 1, entra in area Longo, ci prova con il destro il pallone che attraversa tutta l'area e finisce sul fondo schema il numero 7. Ecco il suo destro sul secondo palo, tutto solo Puzzone, che parata del portiere, entra la Simba al posto di Roberto Convitto, buona la prova del numero 16, chiude qui Viscuso, poi Sottile, monta aperto, può controllare, imbuca per Gueye, grande chiusura di Acquadro, il pallone rimane lì, Gueye la tocca male e la tocca fuori, che occasione per la San Cataldese. Entra Fontanelli, esce il numero 2 Puzzone, imbucata al centro, il pallone finisce alle parti di Iovino, 1, 2 e 3, cala il sipario sul De Simone, il Siracusa reagisce immediatamente, torna a vincere e mantiene il vantaggio in vetta alla classifica, 3-1 sulla San Cataldese al termine di una grande prova della squadra di Marco Turati. Un saluto da Matteo D'Aquila e alla prossima! Rientriamo dunque con la vittoria, verrebbe da dire comoda, del Siracusa che è tornato a dettare legge dopo il KO di Acireale. Riccardo, ti interrogo un po' sulla lotta al vertice. Io poc'anzi ho parlato di 3 squadre principalmente favorite, ma più che altro perché la Scafatese dista già 6 punti dalla vetta. Dici un po', anche in base a quello che avete visto da queste 3 squadre, poi se tu vuoi inserire anche il Sambiase, naturalmente libero di farlo. Dici un po' quali sono secondo te, che tra altre cose hai anche disputato più volte questo girone, questo campionato, quali sono gli equilibri, quali sono le gerarchie e se secondo te in questo finale di stagione qualcosa potrebbe cambiare. Ma guarda, noi le abbiamo incontrate, cioè ci manca ancora il ritorno alla Scafatese che incontreremo domenica alla Regina, perché nel girone d'andata poi le partite sono diverse da quelle del ritorno, perché le squadre sono più compatte, battono più al sodo. Secondo me questa bagarre in testa durerà fino alla fine. Io, come hai detto tu, metto anche la Scafatese perché se i punti si possono recuperare, sia Siracusa, sia Regina che Scafatese fino alla fine lotteranno
per vincere. Poi ovviamente io vedo avanti Siracusa e Reggina, che secondo me fino alla fine, fino all'ultima giornata, battaglieranno per vincere il campionato. Quindi è una bella lotta. Forse è uno dei pochi anni rispetto agli ultimi dove c'è una bagarre in testa, perché sia l'anno scorso sia 2 anni fa i campionati sono stati vinti con largo anticipo da Trapani e Catania. E quest'anno è un girone abbastanza livellato che tutte le squadre possono sia vincere che perdere con chiunque, quindi è salito un po' di livello quest'anno il girone e comunque credo che fino alla fine, cioè, i giochi si decideranno alla fine. Perfetto, questa è la disamina di Riccardo Rotolo sulla lotta per il titolo. Per chiudere il nostro così treno dei servizi, vado anche un po' a toccare un pezzettino del cuore di Riccardo perché andiamo a vedere immagini di quella che è stata nelle ultime 2 stagioni la sua ex squadra, ovvero sia il Licata, che ha ottenuto una vittoria molto pesante contro l'Enna 1-0 nel derby siciliano in favore dei gialloblu, nuovamente affidati come ben sapete da qualche settimana a Pippetto Romano. E allora andiamo a vedere, poi commentiamo insieme la lotta per evitare i play-out e la retrocessione e poi chiudiamo questa parte di Localcio dedicata alla Serie D. Se non è uno scontro salvezza crocevia di stagione, poco ci manca. Nella 26esima giornata del girone I di Serie D, Licata ospita l'Ennaldino Liotta con 3 punti pesanti in palio, padroni di casa penultimi in graduatoria che cercano il successo per agganciare a zona play-out. Di contro gli ospiti a secco di vittorie da settimane puntano ad allungare sulla zona calda di graduatoria. Arbitra l'incontro il signor Roberto De Paulis di Cassino, coadiuvato agli assistenti Gianmarco Esposito di Formia e Manuel De Lucia di Frosinone. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Capraro passiamo a raccontarvi il film di questa sfida che si apre dopo 5 giri di orologio con la prima occasione in marca giallo-verde al lancio lungo per Cicirello che va con il mancino al volo abbondantemente largo. 5 minuti più tardi la sfera arriva a Bianco, l'ex FC Messina e Acireale rompe la trasversale dei pali del Dino Liotta con questo destro al volo. Al 12esimo costretto a alzare bandiera bianca e Spasa al suo posto Amenta. Minuto 25, rimessa laterale per Bianco, palla dentro per Maimone che tocca da Calogero Minacori sotto misura per il vantaggio giallo-blu 1-0 Licata davanti al proprio pubblico. Passiamo alle nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Inizia con un cambio dentro di piedi per Cristiano al 53esimo, la punizione di Lucchese per Bayer di testa mandalto. Al 71esimo tocca a Timmoneri prendere il posto di Nardella. Minuto 75 d'amore per Moreso. All'80esimo palla allontanata, colpo di testa di Gio Pedro per Cicirello che calcia bene ma Rossi para. Licata che dall'altro lato prova a chiudere i conti con Saito, abile a recuperare il pallone e rientrare sul mancino. Attento però l'estremo difensore Simeoli a sbarrare la strada per il 2-0. Nel finale scampoli di gara per Bamba in luogo di D'Agata, arrembaggio all'arma bianca, lancio lungo che arriva ad Aperi, conclusione parata da Rossi. Bamba segnerebbe anche la rete del pareggio ma tutto fermo per posizione di offside ravvisata dal secondo assistente. Termina così la sfida del Dino Liotta. Il Licata torna alla vittoria, lo fa di misura grazie alla rete di Calogero Minacori. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E dunque vittoria importantissima per il Licata, vittoria targata Minacori contro l'Enna. Naturalmente Riccardo, non ti chiedo per chi fa il tifo nella lotta per la salvezza, però ti chiedo un'occhiata a quello che sta succedendo, chiedo a Salvo Geraci in tal senso di mandare la classifica in sovraimpressione. Dici un po' secondo te chi rischia e chi ha magari più probabilità di staccare il pass per un altro anno in Serie D. Ma guarda, intanto nella lotta ci sono 3 squadre in cui ho giocato, l'Agres, il Licata e la San Galatese, e mi dispiace vederle in questa posizione di classifica. Allora, è difficile dire ad oggi chi potrebbe retrocedere e chi no, perché io mi sono ritrovato in questa situazione di classifica e non è facile, perché poi quando mancano poche partite alla fine si gioca sempre con l'obbligo di vincere, non è facile. È una lotta molto serrata perché ogni domenica ci potrebbero essere sempre
dei capovolgimenti di fronte, dato che la classifica è così corta. Sarà dura, sarà dura. Non è nemmeno facile giocare con l'assillo della vittoria. Quindi ad oggi non saprei dirti chi esce fuori, c'è chi si salva e chi no. Comunque spero che le siciliane, più siciliane, si salvino. Assolutamente sì, anche perché questa è una stagione storica per il calcio siciliano con tutte queste squadre nel girone D girone I di Serie D, chiedo scusa, con tra l'altro appunto la capolista Siracusa. Chiudiamo allora ricordando il calendario, il programma della 27ª giornata, si gioca domenica 9 marzo, tutte gare in programma alle 14:30, Castrum Favara Pompei, Aci Reale Licata, Città di Sant'Agata Paternò, Enna Siracusa, Nuova Eggia Virtus San Biase, Ragusa Vibonese, Regina Acragas, San Cataldese Locri e infine la Scafatese che ospiterà la Nissa di Riccardo Rotulo. Riccardo che salutiamo, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Silverio, detto stampa della Nissa, che ha agevolato la tua presenza qui allo calcio, naturalmente in bocca al lupo per il finale di stagione. Ti ringrazio dell'invito ed è stato un piacere. Ti auguro una buona serata. Piacere tutto nostro naturalmente, noi ci prendiamo qualche minuto, il tempo di sistemare qui il set per la seconda parte di Localcio, parleremo come di consueto, come sempre, di eccellenza e di promozione. Ringraziamo chi finora ci ha seguito, speriamo che continuate a seguirci anche nella seconda parte. Noi nel frattempo ci prendiamo qualche minuto, torniamo tra poco, sempre con Localcio.
Comunque rientriamo, seconda parte di Localcio, esattamente come 7 giorni fa. Per il momento orfani di salvorifici, ma non temete perché arriverà, speriamo un po' prima rispetto alla volta scorsa. Purtroppo nei quotidiani comandano gli eventi, oggi c'è ancora una volta un posticipo in Serie A e quindi, oltre che uno in Serie C, quindi Salvo per il momento fermo in redazione, ma speriamo che riesca ad arrivare intanto. Come avete già avuto modo di vedere dal post di presentazione, ho l'immenso piacere di avere al mio fianco per questa seconda parte l'allenatore della Don Carlo Misilmeri, Tommaso Napoli. Benvenuto allo calcio. Salve, grazie per l'invito. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e vediamo adesso che cosa diremo. Tante cose, prima volta allo calcio tu se non Sì, sbaglio, sì, prima volta, sì. quindi rompiamo il ghiaccio. Tra l'altro ti ho invitato perché siccome noi abbiamo da quella parte non ho un tecnico ma ho un'enciclopedia, mi ha fatto notare che quella di ieri è stata la tua 50ª panchina a Misilmeri. Quindi anche con la vittoria, Non ero a conoscenza. tranquillo che Non ero a ai tempi conoscenza. c'era la pubblicità di una nota carta di credito che diceva per tutto il resto c'è Mastercard, per tutto il resto c'è Salvo Gerardi. Sa tutto lui. Non ero- Ci ha fatto litigare con attaccanti, cioè, insomma, un macello. Comunque, dai, torniamo seri, entriamo in clima. Tommaso, bella vittoria ieri, tra l'altro tutte le condizioni per una partita che a me piace definire epiche, perché sotto il diluvio, sotto la pioggia, contro un avversario fortissimo, con una squadra molto forte e comunque, diciamocela tutta, in fiducia, perché ritorna alla vittoria anche con una certa costanza. La possibilità, io ho sentito l'intervista al direttore sportivo Picone che mi ha detto che ha detto ai nostri microfoni che non gli piace parlare di obiettivi di classifiche, però comunque cavalcare l'avversario diretto in classifica battendolo sul campo, soprattutto dopo la partita di andata in cui ero presente, fu un'altra battaglia sotto la pioggia. Penso sia il condimento perfetto per suggellare comunque una vittoria che, al di là dello scontro diretto, fa sempre comodo a questo punto della stagione. Ma soprattutto con una grande prestazione, che penso sia almeno per me, allenatore, e per chi è venuto a vedere la nostra partita, sfidando anche il tempo un po' incerto, eh, che voi sapete ancora non abbiamo aperto le tribune, però vengono tante persone al di fuori dallo stadio a vederci anche con grande difficoltà perché la visibilità magari non sia come quando si è in tribuna, per cui ringraziamo a prescindere. Davanti a tante persone è una bellissima partita da entrambe le squadre dove si sono sfidate a viso aperto, dove hanno giocato a viso aperto, dove eravamo partiti benissimo, dove abbiamo avuto delle grandi occasioni, abbiamo segnato, forse c'era un altro gol che aveva varcato la linea della linea di porta, però lì è più il guardalinea, l'assistente che dovrebbe decretare il gol o meno, perché rispetto all'arbitro magari è più meglio posizionato, però ripeto, a prescindere dal discorso arbitrale, perché io non entro mai in merito e voi lo sapete perché cerco sempre di starne fuori e cercare di parlarne il meno possibile, io parlo della prestazione. Ieri è stata fatta una grande prestazione, anche perché abbiamo trovato una squadra che è venuta a giocarsi la partita a viso aperto. Avevamo Eravamo entrati alla fine del primo tempo con un 1-1, poteva essere, ripeto, qualche gol in più. Poi nel secondo tempo ci sono state occasioni da entrambi i lati, ma soprattutto diciamo che le occasioni quelle più vere davanti al portiere della squadra avversaria sono state un po' le nostre perché il Piana diciamo che ha avuto delle buone occasioni a parte quella di Pace che era dentro l'area di rigore e poi sono state due conclusioni di Lopez da fuori area. Offensive possiamo anche partire, penso. Eh sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, come hai detto giustamente tu, ma come dice anche la classifica, il cammino. Però abbiamo eh, incontrato una grande squadra che rispetto all'andata è migliorata tantissimo. Si è visto che si è stato fatto un grande lavoro anche da parte dello staff tecnico. Assolutamente sì, una squadra che conserva
legittime ambizioni di playoff. A proposito, chiedo a Salvo di mostrare risultati e classifica del girone A di eccellenza, campionato giunto alla sua giornata numero 24, andando con ordine con i risultati, con l'anticipo del sabato: Castellammare Athletic Club Palermo 1-4, poi Casteldaccia Accademia Trapani 1-2, Gela Folgore Castelvetrano 2-1, Don Carlo Misilmeri San Giorgio Piana, come abbiamo appunto avuto modo di dire fino a ora, 2-1, poi due pareggi per 0-0, Marsala San Vitolo Capo e Lascari Super Giovane Castelbuono 2-4 della Parmoval, prossimo avversario della Don Carlo Misilmeri, contro il Partinico Dacia. Infine Unitas Sciacca Oratorio Marineo 1-1. Questo è il risultato forse più sorprendente della giornata per una classifica che vede l'Athletic Club Palermo a 59 punti, 55 sono i punti del Gela, 47 quelli dell'Unitas Sciacca, poi Don Carlo Misilmeri 41 punti, San Giorgio Piana 39, Parmoval 36, Marsala 34, Accademia Trapani 33, Castellammare 30, San Vitolo Capo 27, Super Giovane Castelbuono 25, Folgore Castelvetrano 24, Partinico Dacia 22, Casteldaccia 21, Oratorio Marineo 18, chiude all'ultimo posto il Lascari Cefalù con 11 punti. Ti chiedo, te la faccio subito la domanda perché lo sappiamo che, anzi intanto prima della domanda c'era il saluto di Dario Arena, dello chef Dario Arena, che ti dice: grande mister Napoli, mi stai facendo sognare, meriti sicuramente categorie superiori, non mi fai mai annoiare. Questo è vero. Appena posso ti cucino 2 spaghetti con i broccoli e riminati. Perché è un piatto che io eh, prediligo tantissimo. Oltretutto, dico che la settimana scorsa l'ho mangiato perché è mia mamma che me lo fa spesso quando vado a trovarla. E allora, Per cui, vediamo un po'. per cui lo andrò a trovare sicuramente. E allora, lo calcio anche per il sociale, anche per questi incontri extra calcio. Facciamo così, andiamo a vedere le immagini della partita di ieri, le mostriamo ai nostri spettatori, poi le commentiamo insieme, anche perché, come hai detto giustamente tu, è stata una bellissima partita. Ho avuto modo di dare un'occhiata nei rari momenti di noia di Palermo-Brescia, ho buttato lì un occhio. Vediamo il super gol di Riccardo Pellegrino, l'inserimento di Longo, in mezzo il gol dell'ex, classico proverbiale, da parte di Giovanni Pace. E poi commentiamo insieme. Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, e sulle note di Urlando contro il cielo di Lega vi presentiamo questo big match della 24esima giornata di eccellenza che vede scendere in campo Misilmeri e San Giorgio Piana. Diamo anche contezza delle formazioni, anche degli ospiti, e inizia il match con il primo tocco di palla delle Misilmeri a cercare subito la testa di Pellegrino, che abbatte praticamente un avversario. L'anticipo netto da parte di Mendola, bella palla in verticale su Gheie che può calciare, Gheie le finte, Gheie ancora, Gheie! E poi sulla linea si chiede il gol, ma la palla non è entrata per il direttore di gara. Si continua ancora con il pallone in verticale, poi conclusione di Pellegrino. Niente da fare, si rimane sullo 0-0, ma questa è stata una grande occasione con Gheie che prima salta l'uomo nettamente, poi calcia e sulla linea la palla viene salvata. Incredibile. Va Pellegrino che cerca la porta e la sblocca Pellegrino, una magia con il sinistro, e fa 1-0 dopo 16 minuti, l'esultanza con i compagni in panchina, e poi va sotto la curva del Don Carlo Misilmeri allo stesso 11 che ha vinto. Tanto palla perfetta per Mendola, la controlla Mendola sul sinistro e se lo divora qui Luigi Mendola, ma c'è stata una deviazione, quindi grande parata di Sesai. Ancora da Pace, vediamo se sceglie di andare sul sinistro, lo fa adesso, crossa dentro, colpo di testa e poi la parata di Di Salvo. Palla a liberare, poi Pace che è veloce, entra dentro il rigore, Pace va dentro, vediamo, va giù ed è calcio di rigore, fallo di Messina. Effettivamente Pace è anche uno dei migliori in campo per i suoi ed è anche giusto che batta lui contro Di Salvo. Vediamo come va, rincorsa corta, va col destro ed è 1-1 per il San Giorgio Piana che recupera questa partita con la pioggia, lo fa con Pace dagli 11 metri, fa 1-1. Maltese molto bene a liberare la velocità di Pace che costa ancora
e poi la parata di Di Salvo era un tiro, non era un cross, quello di Giovanni Pace con il sinistro, mette il calcio d'angolo, grande occasione per Giorgio Piano. La persona palla che non passa, Mendola la controlla, poi lascia lì, ancora Mendola va giù. Nel frattempo Manfredi fa sul sinistro, calcia! E se sai, la mette sopra la traversa, ma come si era coordinato bene qui Luigi Mendola, ma soprattutto che parata di Sesai, perché il tiro era sì centrale ma era molto molto forte, è andato con la mano, l'ha messa sopra la traversa, che parata, ma permettetemi di dire che partita. Lungo di sta Cosentino, palla che si impenna, tocca Gueye, poi Longo! Sul secondo palo! I cambi di Mister Napoli funzionano alla grande con Longo che arriva a spizzare dopo il colpo di testa di Cosentino, la semirovesciata da parte di Gueye e poi Longo sul secondo palo col piattone, non può nulla se sai, è veramente impossibile da prendere questa palla. 2-1. Torres ancora avanza e sul destro può calciare da fuori. Di Salvo blocca, va giù e si prende anche qualche secondo. Delle San Giorgio Piana che prova a ripartire con Torres e calcia da fuori Di Salvo. Una conclusione velenosissima perché è partita quasi come se dovesse andare sul secondo palo, poi invece uno strano effetto ha deciso di fermarsi al centro. Di Salvo bravissimo a mettere in calcio d'angolo, si salva dunque il Don Misilmeri. Per Longo che viene chiamato a tenere lì il pallone e poi sceglie invece il compagno Cerniglia, spara addosso a Sesai e dunque fallisce il match point. Credo che renda benissimo l'idea e poi con questa azione finisce la partita e vince il Don Carlo Misilmeri questo scontro diretto importantissimo contro il San Giorgio Piano dopo 94 minuti di fuoco. E dunque questo inserimento, questa zampata di Longo, parto proprio da lui perché tante volte quest'anno, anche a livello di realizzazione, di marcatura, per esempio mi viene in mente Aiello contro l'Athletic, un'altra partita sotto il diluvio, ormai siete quasi abbonati al diluvio, vi portate dietro la nuvola di Fantozzi. Esatto. E la conferma, lo diceva anche Luigi Picone ai nostri microfoni a fine partita, e lo diciamo sempre perché comunque vediamo ogni settimana convocazioni rappresentative regionale, convocazioni rappresentative nazionale Under 19. Questa società, è vero, ha tanti nomi importanti, alcuni dei quali sono arrivati anche a dicembre a rinforzare, però poi vai a guardare la distinta, vai a guardare l'11 di partenza, trovi 2, 3, 4 under, e la conferma forse paradossalmente del fatto che le regole sugli under sono quasi superflue quando hai giocatori e quando peschi i ragazzi di questa caratura. Allora, Luigi, il mio direttore sportivo, vi ha detto bene perché noi ci crediamo tantissimo sui giovani, senza nulla escludere, senza tagliare fuori quelli che sono gli over, che sono molto importanti anche per la crescita di questi ragazzi, ma soprattutto ci lavoriamo settimanalmente, giornalmente, a livello individuale, a livello di gruppo, di squadra. E quest'anno diciamo che la società si sta prendendo delle grandi soddisfazioni perché pronti B abbiamo avuto 5 convocazioni di 5 nostri under, per cui parto da Gambino, un 2006, attaccante, Basile, un 2006, Scuola Palermo, Aiello 2007, Longo 2007, Messina 2006, ragazzi che stanno migliorando giorno dopo giorno. E come hai detto tu, ieri eravamo con 4 under in campo, se non ricordo male, dove abbiamo incontrato una grande squadra, ma con molta tranquillità, senza paura. Poi per chi mi conosce, io qualche anno prima di arrivare a Misilmeri, mi ero salvato con il Castrovillari giocando ogni domenica con 5, 6, finivo anche le partite con 7 under. Per cui una salvezza dove sono subentrato a 13 partite dal termine e ci siamo salvati senza passare da uno spareggio, per cui diretti alla 34esima partita e giocavano ogni domenica 5, 6 under. Allora io dico sempre che bisogna lavorare con questi ragazzi perché hanno ampi margini di miglioramento e soprattutto sono come delle spugne, riescono a incrementare, ad avere una grande predisposizione a capire quello che tu vorresti spiegare. Tante volte sono giovani e fanno degli errori, però
se li vogliamo aiutare non possiamo colpirli sempre oppure arrabbiarci sempre. Mi arrabbio quando non danno il massimo, questo sicuro. E noi come società, come Don Carlo Misilmeri, con tutto il nostro staff, con tutta la nostra società, siamo strafelici perché abbiamo in questo momento 3 ragazzi che sono in rappresentativa regionale, per cui parlo di Longo, Messina e Aiello, e nello stesso tempo in questo momento abbiamo, che già sono partiti e sono già agli ordini del mister Mazza a Catanzaro, centro sportivo di Catanzaro, Aiello e Longo, che sono convocati in nazionale. Per cui meglio di così non poteva andare, per cui è una gioia per tutta la Don Carlo Misilmeri società. Assolutamente, poi tra l'altro tu hai nominato Gambino che inizia, che tra altre cose uno dice, ma Manfred, ma Gueye, Gambino è uno che già ha fatto cose abbastanza importanti, pur essendo un under. C'è Peppe Romano che sembra, è alla terza stagione. 5 come Sanna Sardo che Esatto, sta facendo anche bene, come Peppe Romano, ripeto, ne abbiamo c'è ancora anche Di Salvo in porta. di Salvo che doveva essere il portiere, uno dei portieri della rappresentativa perché sta facendo bene, soltanto a 2 giornate di squalifica relativa a qualche anno fa, proprio con la rappresentativa, per cui è stato un po', tra virgolette, tagliato fuori per questo, però poteva essere un altro tra i convocati e non sempre si trovano 3-4 persone della stessa società che gioca perché il massimo totale che possono portare penso che siano 23 o 25 persone. E già quando senti che ne portano 4 di una sola società, vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. E noi naturalmente E aspetteremo di questo anche capire. grazie, scusa, Sì, anche grazie a Luigi Piccone che, come tu sai, non sta fermo e gira anche a vedere partite di settore giovanile come tante altre persone che fanno parte dello staff, per cui fanno parte anche del settore giovanile, che stanno lì a guardare, a mettere, a sottolinearci sempre se trovano dei ragazzi interessanti da andare a vedere. tra l'altro Luigi è uno che parla veramente poco alle telecamere, quindi se ieri ha parlato è perché era particolarmente contento E penso di di sì. quello che sta vedendo. Tra l'altro io ricordo sempre che tra un mese e mezzo scatta il torneo delle regioni. In Sicilia staremo a vedere anche quali e quanti giocatori della Don Carlo Misilmeri entreranno a far parte della rosa. Se non ricordo male, l'anno scorso c'era Peppe Romano nella C'era Peppe rappresentativa Romano, sì, 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 Juniores, sì. che ha fatto anche un bel cammino Ha fatto in Liguria, sì, e vedremo, ed è stato tra i migliori sì, poi sì, anche sì, in sì, Liguria. vedremo anche quali e quanti saranno i giocatori della Don Carlo Misilmeri da affidare al team siciliano. Mister, facciamo un piccolo salto in Su avanti. Gambino che tu hai fatto Esatto. un'annotazione che è vero, ha davanti dei 2 giocatori importanti, però sta lavorando anche abbastanza bene. Perché tante volte, anche se non c'è la presenza in campo, io dico che tante volte il lavoro poi te lo ritrovi nelle stagioni successive. È quello che dico sempre al ragazzo. Poi tra l'altro era stato anche convocato pure in rappresentativa. Esatto, quindi Per cui dico che non deve mollare, deve essere là sempre sul pezzo. altro giocatore di spessore, possiamo dirlo senza dubbio. Facciamo un salto leggermente più in alto in classifica perché noi oggi abbiamo voluto, come giusto che sia, tributare con la tua presenza per prima la Don Carlo Misilmeri, però si è giocata un'altra puntata di questa telenovela in vetta alla classifica. Tra altre cose, la prima giornata dopo lo scontro diretto hanno vinto entrambe. Ha vinto agevolmente l'Athletic sabato a Castellammare, ha vinto il giorno dopo il Gela in casa contro la Folgore, dimostrando anche forse di volersi anche togliere un po' di zavorre di dosso dopo la sconfitta di Terrasini. Facciamo così, andiamo intanto a vedere l'1-4 scusate, dell'Athletic sul campo del Castellammare. Tra l'altro tutti gol di ottima fattura da una parte e dall'altra, soprattutto il primo di Valencia, una punizione Ma incredibile. anche quello di Prezzabile, il secondo, è stato un Sì. bel gesto. E poi torniamo qui, commentiamo questa partita, poi vedremo anche le immagini del Gela più avanti e poi commenteremo con Mister Napoli la lotta al vertice
c'è una giornata in meno, c'è sempre lo stesso distacco, però il campionato ancora aperto. Vediamo Castellammare Atletico. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, Castellammare Athletic Palermo, giornata numero 24 del girone A di eccellenza siciliana. Punizione proprio per l'Athletic, Spinola, centrale di Paola in 2 tempi, stava arrivando Prezzabile. Qui di Paola, nega Spinola, il gol del vantaggio. Punizione per l'Athletic con Valenza a battere in porta, super gol di Valenza, l'Athletic Palermo la sblocca così, una magia assoluta di Valenza. Stavolta a battere c'è Spinola in porta, deviazione in angolo. Spinola dalla bandierina, pallone in mezzo, allontana Guaiana di testa, quel tiro da fuori, il gol del 2-0, raddoppia immediatamente l'Athletic con Bongiovanni. Sull'imbarazzo della scelta parte Spinola verso la porta di Paola in angolo. Spinola dalla bandierina, pallone in mezzo, colpo di testa di Valenza per la deviazione sotto porta di Mazzotta per il 3-0 dell'Athletic Palermo. Direttamente in area il colpo di Musso in bagger romano. All'improvviso la reazione della squadra di casa, si è battuto subito, pallone in mezzo di testa, il colpo di Simone Guaiana attraversa gol 1-3, la riapre il Castellammare con Guaiana e l'Athletic Palermo in tenuta nera. Spinola non ribatte molto bene di Paola, poi Micoli ci prova il tiro da fuori di Mazzotta che fa doppietta. È il 4-1 dell'Athletic Palermo, panchina tutta in piedi per l'ex Palermo e Catania, addirittura anche dal portiere. Ancora Athletic con il pallone morbido di Spinola, il mancino al volo di Prezzabile. Adesso Valenza. Il cross in mezzo di Salazar di testa, Spinola. Batte proprio Leonardo Musso. In mezzo, anticipato Messina. Da Micoli, nuovo cross esce Romano di testa Tarantino. Oliveri. Cross in mezzo, dall'altro lato il colpo di testa, lento, fuori di Musso. Un po' di spazio per Mazzotta. A terra ci finisce Mistretta, si continua però a giocare. Salazar fino al centro dell'area, fallisce un gol praticamente già fatto. Finisce praticamente anche la partita con il triplice fischio ufficiale, il 4-1 dell'Athletic Palermo a Castellammare del Golfo. C'è l'allungo a +7 in classifica. Rientriamo dunque, 1-4, avete avuto modo di vedere veramente un campionato di gol eccezionali da parte dell'Athletic. Prima di rientrare ti stavo dicendo proprio questa cosa, ora ne parlo anche con te e ne abbiamo parlato anche con Salvorifici, che lui già dalla partita, altre cose paradossalmente persa contro lo Sciacca, che è l'unica sconfitta dell'Athletic, lui ha sottolineato proprio questo, il fatto che da qualche partita, compresa quella di sabato in cui ha più che altro amministrato, l'Athletic adesso gioca veramente, ma non che prima non lo facesse, ma ora lo sta facendo in maniera molto più rimarcata, sta giocando veramente un ottimo calcio. A questo punto ti chiedo se magari è più anche un aver consolidato determinati meccanismi, determinate situazioni, oppure semplicemente, molto più semplicemente la squadra che gioca con la mente più serena e magari sa di essere più forte e di non doverlo più dimostrare ormai a nessuno. Ma di sicuro io penso che hanno trovato una quadra anche di formazione. Che prima, nella prima parte c'erano anche dei cambi dal punto di vista anche degli under. Poi sono arrivati nuovi giocatori
nella seconda parte, è arrivato il difensore, cercando di distruggere il cognome, che ha dato, senza nulla togliere, che ci stava anche prima, che stanno facendo anche un ottimo campionato un po' tutti, e lì, essendo che è un campionato tosto, dove ogni domenica, quando sai di incontrare l'Atletico Palermo, penso che non ci sia nessun problema a prepararla la partita, ma non solo l'Atletico Palermo, ma anche lo stesso Gela, che sono le squadre che arriveranno fino in fondo per vincere sto campionato di eccellenza. Diciamo che hanno trovato una quadra. Poi la partita successiva, quella con il Castellammare, di sicuro gli ha dato ancora più consapevolezza, più certezze, più entusiasmo, perché battere in uno scontro diretto il proprio avversario, che era il Gela, che era secondo in classifica, che poteva dare un po' di noia, ma che ancora tuttora, come ho detto anche in qualche altra intervista, non è del tutto concluso, perché mancano 6 partite. 4 punti è un discreto margine, però non bisogna addormentarsi. Per cui il Gela ha fatto, dopo questa sconfitta, è venuta fuori con un 5-0 sonante, 5-0 se non Sì, sbaglio. sì, sì. L'Athletic ha dato continuità alla vittoria contro il Gela, per cui sono 2 squadre che non molleranno fino alla fine. Ecco, io in chiave promozione ti volevo dire questo, perché ad oggi ci sono potenzialmente fino a un massimo di 5 posti per le squadre siciliane per andare in Serie D, perché a differenza degli altri anni, ormai in realtà anche l'anno scorso è successa questa cosa. Le 2 vincenti dei playoff di girone sono in 2 parti del tabellone nazionale diverse, quindi entrambe Sì, potrebbero sì. aspirare, a differenza di come accadde 2 anni fa con Siracusa-Enna, ad esempio. E poi c'è questo Sciacca che dopodomani affronterà il Barletta, che è un ostacolo bello tosto, perché credo che sia una delle poche squadre a poter già dire di aver vinto il campionato in Sì, eccellenza. ha vinto il campionato a Sì, febbraio. lo ha vinto la settimana scorsa. A Tra febbraio. altre cose, mi giungono dalla Puglia notizie secondo cui il Barletta è già arrivato in Sicilia, domani si allenerà a Palermo, non sappiamo in quale Allora, campo. il Barletta di Candia, che è l'allenatore ex Nardò, è un po' come il Gravina di Puglia quando io ho vinto la Coppa Italia regionale, che contro la Cireale, uscendo dallo stretto di Messina, incontrai il Sersale. Io ero col Mazzara. Vincemmo il passaggio di turno con il Sersale, vincemmo 3-2 da loro e 0-0 in casa. E incontrammo il Gravina di Puglia, che era una squadra costruita per il tripeda, cioè quello di arrivare a vincere tutti i vari titoli. E il Barletta è un po' come il Gravina di Puglia, dove ci sono 11 giocatori forti in campo e altrettanto 11 fuori diciamo in panchina o tribuna. Per cui è attrezzata, e il fattore stesso di essere venuti già addirittura, ma che secondo me arrivare un giorno prima è una cosa normalissima, perché sono tante ore di turno. Però ci credono, come io dico sempre, che già non è stato assegnato nessuna vittoria. È vero che incontrano una squadra forte che ha già vinto il campionato, ma lo Sciacca è una squadra costruita pure per potersela giocare anche con il Barletta. Tutto dipende in questi 180 minuti più recupero. Tra l'altro, Sciacca che ieri ha pareggiato contro l'Oratorio Marineo, lasciando a riposo tanti giocatori, perché noi abbiamo visto la formazione, tanti giocatori, da Margaritini a Cipolla, credo anche Licata. C'è un Ricciulli in recupero, giocatore che tu conosci benissimo e sai tu, come tanto hai imparato a conoscere anche Angelo Calfano, quanto può dare alle sue squadre. Naturalmente tifiamo Unitas e Sciacca, incrociamo le dita, ricordo dopodomani al Gurrera, che si preannuncia ancora una volta pieno, anche perché non mancheranno anche i tifosi da Barletta, perché è anche una squadra molto seguita, con un grande seguito, e poi il ritorno tra 7 giorni in terra pugliese. Come vi abbiamo promesso, abbiamo visto l'Athletic, vediamo il Gela con le immagini prodotte da Eda Communication, 5-0 contro la Folgore Castelvetrano, che ricordiamo ancora
attende di capire come si svolgeranno i fatti proprio contro l'Oratorio Marineo, come abbiamo citato prima, e poi torniamo per chiudere un po' il discorso sul girone A di eccellenza e catapultarci sul girone B. E inizia adesso, buona partita a tutti. Lancio lungo di Giuliano a cercare Caronia, pallone che arriva, la stoppa benissimo Caronia che potrebbe metterla in mezzo, decide di rientrare, Caronia rientra col destro, prova il tiro! Batterà lui direttamente in area di rigore dove arriva Agudiak, non la colpisce bene, l'aveva mancata Amedeo Vincenzi. Caronia in posizione giudicata regolare momentaneamente, può andare direttamente in mezzo dalle parti di Gigante che la colpisce, tunnel di Gigante e poi palla splendida verso Caronia, cosa stiamo vedendo? Caronia aspetta Maidana, potrebbe metterla in mezzo, pallone che rimane lì e poi spreca anche Agudiak, era stato Vincenzi a colpire, ha parato Pizzolato. Non sbaglio, poi Caronia davanti il portiere da solo! Angelo Caronia, l'1-0 gela, è tutto regolare, genera avanti al minuto 26 di gioco e la sblocca il 10 da un errore difensivo. Riesce ad intervenire, poi Caronia gliela porta via. Buono il pallone verso Vincenzi che potrebbe metterla in mezzo, lo fa, arriva Pizzolato a Gudiak. Caronia, di nuovo il numero 4, la mette in mezzo lui stavolta. Pallone che arriva dalle parti di Vincenzi, Pizzolato ci arriva con un miracolo. E poi c'era anche offside di Caronia. Ala. Argentati non ci arriva, pallone messo in mezzo, pericoloso. Attenzione perché c'è un intervento di Gambuzza non particolarmente sicuro. Poi Argentati a mettere definitivamente il pallone dalle parti di Caronia che è in posizione regolare perché è partito prima del centrocampo. Angelo Caronia! Arriva il gol del raddoppio ed è anche doppietta personale per Angelo Caronia. 2-0 gela, tutto perfetto, ripartenza da magistrale dei biancazzurri. La mette giù Gigante che può puntare un avversario, se la porta sul mancino Gigante, poi va a cercare addirittura Vincenzi in posizione regolare che con un sombrero poi fischia un fallo il direttore di gara, fallo sul Pizzolato. Secondo il direttore di gara Vincenzi è intervenuto sul pallone, pallone messo direttamente in mezzo dal 4 che sfila e poi il pallone è entrato, il gol è di Amedeo Vincenzi che stavolta sì, batte Pizzolato e porta il Gela sul 3-0. Arcidiacono entra in area di rigore, può provare con il destro, salta un avversario, ancora Arcidiacono che poi non va al tiro. Privitera lungo verso Cocimano, pallone molto lungo ma ci arriva il 20 che rientra, ancora Cocimano che fa anche il quarto gol del match e mette definitivamente l'ipoteca sul match che forse era già chiuso ma arriva anche la sua firma verso Tarantino che rientra, poi serve ancora Subotan, pallone che rimane lì, ottimo intervento di Colace, vediamo se lo cerca, lo fa, pallone che arriva dalle parti proprio di Arcidiacono che supera due avversari e poi pallone in mezzo per Savasta che di testa fa il quinto gol del match. Luca Savasta, c'è anche la sua firma, ma questo gol è tutto di Pietro Arcidiacono, ha sbagliato per la prima volta Pizzolato. Vincenzi a cercare ancora Arcidiacono in posizione regolare, dall'altra parte c'è anche Cocimano, si ferma Arcidiacono che rientra, servito Cocimano. Rientriamo dopo questa scorpacciata di gol del Gela. Torniamo un po' a completare il discorso eccellenza girone A perché abbiamo visto la Folgore, prima abbiamo visto, io ce la metto dentro ma non me ne vogliano a Castellammare del Golfo, però il momento purtroppo è quello che è. Vediamo la classifica in tal proposito, Salvo, mettiamola in sovraimpressione, io non so se, ma tu presumo di sì, che avrai diciamo una fotografia in testa Sì, della classifica, sì. parliamo di zona medio-bassa, perché in questo momento la classifica dice che c'è una squadra messa peggio delle altre, che è il Lascari, anche se abbiamo visto due pareggi consecutivi Però è e viva, come Vivo sta squadra è viva. giocando anche un buon calcio, la scorsa settimana ha imposto Anche da noi hanno fatto una buona prestazione. Esatto, siamo ridotti in 10, tra l'altro per l'espulsione di Falibà. Grandissimo portiere si sta dimostrando questo ragazzo. Tra l'altro
settimana scorsa ha parato un rigore a Piana, hanno bloccato sul pareggio il Piana. Ti chiedo, 6 giornate, 18 punti, dal tuo punto di vista, che possiamo dirlo, sei quasi salvo anche aritmeticamente, come vedi la lotta in fondo, se ci sono squadre che secondo te rischiano di altre, e anche sorprese, diciamolo, in negativo, che potrebbero anche, considerando la foga, le palpitazioni delle ultime giornate, la paura di perdere, rischiare di farsi imbischiare. Allora, io penso che in questo momento, a 6 giornate dal termine, per cui con 18 punti a disposizione, levando, se ricordo bene, poi mi darà conferma nella classifica, che l'Ascari è quella che è ultima in classifica ed è quella forse ormai, diciamo, tra virgolette, tagliata fuori, tranne se vuole puntare a recuperare chi ha più vicino, penso che sia il Marineo, credo. Marineo, sì. Poi parliamo di Casteldaccia, che nell'amico Pietro, che purtroppo ieri ha perso in casa, con un'ulteriore battuta d'arresto, 21 punti. Io penso che forse dai 30 punti bisogna guardarsi dietro attentamente, anche se già, perché se facciamo riferimento ai 30 punti, facciamo riferimento ai 24 punti, perché dice l'ultima retrocede e le altre 4 vanno se non ci sono più dei famosi 5 punti e via dicendo, si potrebbe fare eventuali spareggi e via dicendo, per cui dai 30 punti a scendere bisogna guardarsi dietro le spalle. In questo momento 30 punti, se vedo bene, è il Castellammare, che domenica gioca contro il Piana il San Giorgio Piana, per cui è una partita anche abbastanza difficile. Sì, questo penso che sia un po' la seconda parte della classifica, diciamo lato A, lato B, dove tutti quanti, e poi c'è la famosa partita della Folgore Castelvetrano contro il Marineo, che c'è diciamo ancora non c'è un verdetto finale se si ripeterà sta partita, se daranno lo 0-3, se vincerà il Marineo, poi bisogna vedere in base agli avvocati, a tutto quello che hanno refertato anche gli arbitri. Penso che sarà una cosa che credo che la prossima settimana dovrà anche decretare un giudizio, una risposta, per non far diventare poi a portarselo per le lunghe, Esatto. e danneggiare un po' quello che è il bel campionato che si sta facendo. Perciò anche lì bisognerebbe vedere un po' tutta la situazione. Assolutamente, anche perché nel caso in cui si dovesse optare, ricordiamo che per il momento non sono stati aggiunti punti né all'una né all'altra squadra, nel caso in cui il direttore di gara, il giudice sportivo dovessero optare, per assurdo, per ipotesi, per una vittoria a tavolino della Folgore, la Folgore salirebbe a quota 27, metterebbe momentaneamente nei guai la Super Giovane, che tra l'altro ieri ha pareggiato proprio all'Ascari e sarebbe l'ultima squadra a fare i play-out, però è ancora, come hai detto Come giustamente tu, invece potrebbe essere se nel caso in cui al contrario darebbero i punti al Marineo, Marineo, passerebbe a 21, per cui anche nella penultima posizione. e andrebbe ad Sì, aggravare la posizione dell'Ascari, che a quel punto andrebbe da -7 a -10 esatto, in quel dalla caso zona già play-out, sarebbe quasi a un passo dal baratro, sì. dal baratro. Già che parliamo di risultati e classifiche, caro il mio Salvo Geraci, andiamo a vedere quelli del girone B, facciamo un piccolo excursus anche sul girone orientale, visto che ci sono anche tanti amici, penso allenatori, ex giocatori di mister Tommaso Napoli. No, ma ho fatto Risultati. anche un percorso anche in quel girone lì, ai tempi del Biancavilla, per cui lo seguo sempre con grande attenzione, e soprattutto ci sono anche bravi giocatori anche in quel girone lì e delle squadre ben attrezzate. Anche qualcuno che ha avuto all'inizio della stagione. Anche Giusto qualcuno, per sì, citarne sì, uno, il Buon-Tripoli che so sì. gioca Anche lo all'Avola stesso Garofalo e lo che si stesso trova Garofalo, sì. all'Atletico Catania. Sì. Vediamo allora risultati della 24esima giornata. Palazzolo Modica 0-1, Apola Nebros 0-0, Milazzo Leonzio 0-0, Gioiosa Ionica 1-2,
Aci Sant'Antonio Mister Bianco 6-0, Leon Fortese Real Siracusa Belvedere 1-0, Mazzarrone Vittoria 1-3, Rosmarino Atletico Catania è terminata 1-0 per una classifica che vede, questa è la classifica del girone A, stavo leggendo per sbaglio. Modica in testa a 53 punti, allunga sul Milazzo che è fermo a quota 50, sale il Vittoria di Mister Terranova a quota 47 punti, terzo posto, poi Lavola a 46, Nebros 44 e queste sono le squadre, questa diciamo è la deadline per i playoff. Palazzolo poi a quota 32, a 31 Leonzio Atletico Catania, Gioiosa 30, Ionica 29, Leonfortese 28, Rosmarino 27, Aci Sant'Antonio 24, Mazzarrone 21, Real Siracusa Belvedere 17 e infine Mister Bianco ultimo malinconicamente a 6 punti. Probabilmente già nel prossimo turno, ma molto probabilmente nel turno successivo, il primo verdetto aritmetico sarà appunto la retrocessione del Mister Bianco che si trova ad appena 6 punti. Mister, girone B col Modica di quella vecchia volpe, di quel diavoletto della panchina che è Pasquale Ferrara, che sta trovando l'abbrivio giusto, vittoria pesantissima ottenuta sabato, anche perché il Milazzo per la seconda volta consecutiva non vince e adesso però si avvicina anche il Vittoria che ha un vincente per un antonomasia in allenatore che negli panchina, ultimi anni ha vinto sempre vinto, con la Nissa e con, e con che è l'Agragas. Nicola Terranova e con Sì. l'Agras, per cui potrebbe dar fastidio. Siccome domenica c'è, se non vado errato, Modica contro il Milazzo, se dovessero pareggiare, allora vincere il Vittoria si Te lo avvicinerebbe, confermo, Modica Milazzo. sì, si avvicinerebbe ancora di più nella classifica Nicola. A 5 giornate poi dal termine potrebbe essere un fastidio in più per le due che sono là davanti, anche se dico che Pasquale, che è un altro vincente, l'amico Pasquale Ferrara, dove ne ha vinti pure parecchi di campionati, se batte domenica il Milazzo di Bognanni, io penso che abbia già messo una buona percentuale di vittoria finale del campionato, anche perché dietro ha anche una grande società che da tanti anni, l'anno scorso l'ha perso contro il Pompei nel finale, i famosi playoff, ed è arrivata fino in fondo, se non ricordo male, con l'allenatore Settineri, Sì. e che ha perso proprio al photo finish. Sta tentando nuovamente di arrivarci stavolta dalla porta principale. Magari l'anno scorso è stata la porta secondaria, non ci sono riusciti, ma di arrivarci alla porta principale. Assolutamente sì, anche che tra altre cose nella scorsa stagione il Pompei è stato, diciamo, il carnefice delle siciliane perché ricorderai anche Ha tu, nella battuto semifinale ha battuto la il Favara, Profavara il Favara, e poi ha sì, vinto la finale contro il Modica di Settineri. Settineri che adesso sta ripartendo dall'Atletico Catania, altro allenatore che la sa che lunga. anche non perdendo ha battuto il Pro Favara, Esatto. che finì, mi sembra, 1-1. Sì, 0-0 e 0-0-1, 1-1 lì a Favara, poi però c'eravamo allora contava il discorso dei gol dei gol in trasferta, tra l'altro io e ricordo via perché dicendo. eravamo Esatto. presenti io e Salvo, abbiamo prodotto la partita per conto della Pro Favara per Sportisili, anche in tribuna stampa c'era un po' di confusione, ma vale, ma non vale, ma com'è, come non è, alla fine Mi è ricordo che valso. tu l'hai detto anche in telecronaca, Sì, una sì, sì, cosa sì. del genere, per cui io la seguivo un po' da lontano. C'era una lettura, c'è stata, lo ammetto, una lettura sbagliata del regolamento che mi Esatto, ha portato a quando sbagliare. male seguiva anche da lontano, diceva no, non è così, devono vincere 2-1 per forza, devono fare il secondo gol. Che si c'erano pure un po' avvicinati nella parte finale con il colpo di testa, se non ricordo male, c'era stato di Mistretta, se non ricordo male, Sì, possibile, o comunque di un tra l'altro era Favarini 10, se entrato non ricordo male. nel finale, era entrato nel finale. Sì, c'era stata un'espulsione, non ricordo chi in questo Sì, mi momento. sfugge adesso. Mi viene in mente Vito Lupo, ma non credo sia lui Per a essersi cui, fatto. però, No, Vito Lupo si è fatto espellere contro la Don Carlo Misilmeri in un playoff. Non eri ancora arrivato a no, non c'era. Misilmeri.
Per cui è un peccato perché avevano fatto un grande campionato. Però il calcio è bello perché riserva sempre delle sorprese e non sono andati su. Però Assolutamente sì. Tra l'altro, andando a sentire quello che è quella che è la tua valutazione sul girone B, io ritengo, ma semplicemente perché sono diventato ormai un tifoso del calcio siciliano, si avvalora la tesi di quello che dicevamo prima, cioè noi stiamo vivendo, per questioni geografiche, un grande duello tra due squadre che, a nostro parere, una vincerà il campionato, ma l'altra sarà grande favorita per vincere i playoff nazionali. Chi non sì, vincerà tra Atletic e Gela. Ma dall'altra parte, e io lo dico non perché io voglia gufarla al Modica, perché io voglia sottostimare il Modica, ma se il Modica dovesse vincere il campionato, secondo me, più il Modica del Milazzo, nonostante sia un grande stimatore di Angelo Bognanni sta facendo come allenatore, un grande lavoro. un Vittoria, un Milazzo, a mio parere, hanno grandi chance di far bene in un playoff nazionale, anche perché, da quel che ho capito, da quel che ho visto al tabellone, ci sono formazioni del Molise, della Puglia, Basilicata, Basilicata. Campania, Comunque noi non abbiamo veramente nulla da allora, temere, considerando anche la forza delle rose a disposizione e di Bognanni e di Terranova. se mi permetti, in quei frangenti lì sono importanti anche poi la condizione fisica, la condizione mentale e se mi permettete anche il lavoro di avere in squadra soprattutto dei tecnici che siano preparati e che conoscono questi campionati qui, perché ricordiamoci sempre che non è soltanto il lavoro che tu fai in squadra, ma è anche il lavoro che vai quando incontri anche le altre squadre, perché se tu non ti informi, non prendi in considerazione la squadra con cui vai a battagliare, rischi di fare anche delle figuracce. Oggigiorno bisogna anche conoscere le squadre avversarie. Nicola Terranova in questo è stato bravo perché ha vinto anche con la Folgore Castelvetano, se voi vi ricordate, qualche anno addietro, Assolutamente. attraverso il playoff. Io ho perso, ad esempio, tanti anni fa, con l'Inter, una finale a Rossano, ai calci di rigore. I famosi calci di rigore. Esatto, esatto. Secondo la Rossanese. Per cui e lì incontrai prima erano le squadre del girone, allora era così sempre, le squadre del girone con i playoff che del girone. E poi incontrai una squadra napoletana, strianese, fino ad arrivare a incontrai pure la Rossanese, per cui arrivai in finale con la Rossanese, cazzo dico che poi diciamo che passò il Rossanese, noi no. Però, ripeto, in più hanno dei tecnici che sono preparati, questo volevo anche aggiungere al lavoro che faranno. Però, siccome ancora non è finito niente, è un campionato ancora aperto, per cui è Assolutamente sì. aperto per il Modica, aperto per il Milazzo e aperto per il Vittoria. Diciamo che il Vittoria è leggermente un po' più indietro. Sì, i numeri dicono questo. Passiamo a salutare un po' di amici che ci stanno seguendo, come tanti tifosi del Misilmere, ovviamente. C'è Francesco Manzella che solitamente ci segue da Enna, oggi ci segue da Verona, sempre in viaggio. Il buon Francesco che saluto con affetto, anche Andrea Ingrassia che scrive grandissimo Mister Tommaso Napoli e poi a proposito di genitori che seguono i tuoi ragazzi, c'è Salvatore Sannasardo che saluta il papà del buon Vito e che No, saluta ma me e te. io ho tre papà, ma anche un quarto, che vengono spesso e volentieri a vedere gli allenamenti dei ragazzi, però ce ne sono alcuni che sono fissi, per cui sono il papà di Aiello, il papà di Longo, il papà di Sannasardo, e a tratti viene il papà di La Paglia, un altro ragazzino Sì, 2007, che è già con me dallo scorso anno, ragazzo meraviglioso, che viene pure a vedere gli allenamenti. Per cui ho alcuni che hanno, ritornando al discorso delle presenze, hanno più presenze loro che forse qualche mio calciatore. Per cui ricambio i saluti del papà di ecco, Salvatore.
Come ben saprete, la promozione non ha giocato questa settimana, motivo per cui magari anche oggi la puntata sarà un po' più breve, voi anche perché purtroppo È un altro oggi bel campionato, grande campionato, tra Con l'altro un photo finish pure, si rientra con un piatto se non bello ricordo male, a succulente che è Montelebre. Regina Mundi Montelepre al Beh, Ribolla, partita molto interessante. Ehm, c'è stato 3/4 dei quarti della Coppa. La Messana è riuscita a resistere all'assalto del Niscemi, si è qualificata. Si è qualificato il Gemini perché De Miere, ogni volta che c'è è bravo, io l'ho un avuto. calcio di rigore, È bravo. ha parato 6 calci di rigore in campionato e in più ha di fatto deciso 3 accoppiamenti perché contro il Camarat al primo turno, lo scorso turno aiutami salvo contro il Bagheria, se non ricordo male, e poi ieri contro il Regina Mundi, sempre a lotta dei calci di rigore. Mirko De Miere, decisivo. E noi naturalmente lo salutiamo perché è grandissimo interprete del fondamentale del calcio di rigore. Tra l'altro anche lui passato da Misilmeri qualche anno fa, nella stagione 2019-2020. Ehm, Attendiamo di sapere anche l'ultimo verdetto, lo scopriremo nei prossimi giorni, poi i semifinali, vedremo gli accoppiamenti. Entriamo un po' più nel profondo, torniamo anche a quella che è la tua gestione, non soltanto della Don Carlo Misilmeri, tu ormai sei lì un bel po', possiamo dire che Sono arrivato nel metà novembre, metà novembre dell'anno scorso, 50 penso il presenze 15 proprio. novembre se non ricordo male. Ehm, Molti si chiedono, ma semplicemente perché non hanno sentito magari altre tue interviste in cui ne hai già parlato, quindi ti do anche l'opportunità per ribadire il concetto, che per me è un concetto universale. Molti si chiedono, mi sia concesso dirlo anche con un po' di ignoranza calcistica, la Don Carlo Misilmeri a dicembre ha portato in casa 2 fuoriserie del reparto offensivo, che sono Vincenzo Manfredi e David Gueye. Gli attaccanti non segnano mai, o quasi mai. Ti do la possibilità. Io la risposta la so, perché ti seguo, perché ho anche seguito la prima parte della stagione in cui le punte erano Tripoli, Senè, poi Gambino. Che sai che ha preso Esatto. 4 giornate di squalifica, una giornata di squalifica in Coppa Italia, per cui variavo e ho messo sotto punta Ricciulli, Sì, per cui volta anche Mendola. Mendola, Longo, ragazzino 2007 che era all'inizio del suo percorso, un ragazzino che veniva dagli allievi e che passa a sé in prima squadra e sappiamo la criticità di un ragazzo che passa dal settore giovanile alla prima squadra. Devi Assolutamente. dargli sempre il tempo di lavorare, di maturare, di incrociare una gamba totalmente diversa rispetto a quando si è nei Sì, ragazzini. sì. Per cui, e poi sono arrivati, poi è arrivato, È arrivato Gambino, no, prima ancora di Gambino è arrivato lo straniero, Rudonia. Rudonia, il cognome, eh, Io quando nominiamo Rudonia guardo sempre Salvo Geraci perché è un suo grande fan dai eh, tempi di allora, Geraci, per l'appunto. allora io ti dico che non lo conoscevo. Forse ne ho parlato anche con lui, con Giannaci. Lo vidi in un video, proprio una partita esattamente, Geraci contro l'Athletic Palermo. Fece impazzire i difensori dell'Athletic Palermo, che non erano ragazzini primo pelo. Parliamo che c'è la Giuliano. Poi voglio dire, giocatori importanti, e li ha messi in difficoltà. Il ragazzo aveva e ha una tecnica che dal mio punto di vista non è da invidiare a nessuno. Sa legare con la squadra, attaccare la profondità, sa diventare il rifinitore. Solo che l'abbiamo beccato in un momento che non stava bene fisicamente. Quando parlo fisicamente aveva anche qualche piccolo problema perché ho avuto degli stati d'ansia che non stava, ripeto, ora sappiamo che è tutto a posto, è stato curato per bene, sta molto meglio. Per cui, però, malgrado in quel periodo in cui lo abbiamo avuto, ti posso dire che in alcune partite ci ha dato una grossa. Perciò, poi con l'arrivo dei due top,
cui parlo di Vincenzo e di David, Gueghè, Vincenzo Manfred Gueghè. Diciamo che abbiamo preso due giocatori che magari non erano al top nemmeno loro dal punto di vista della condizione fisica, perché se andiamo a guardare, avevano giocato alcune partite nel Vittoria e nella stessa cosa c'era anche Manfred che si alternava spesso con Zavasta. Per cui abbiamo ritrovato la condizione fisica, perché poi sono due giocatori forti fisicamente, per cui hanno bisogno anche di avere una condizione ottimale. Però sono due giocatori che insieme si completano, perché uno è più bravo nel far salire sulla squadra, parlo di Manfred, oltre che anche delle belle giocate anche nella conclusione, tutto quanto, mentre Gueghè è un po' più di profondità, un po' più di attacco alla verticalizzazione, è più nel saltare l'uomo. Però, come sappiamo, dal mio punto di vista il gioco moderno ormai non è soltanto per i calciatori che finalizzano, che sono gli attaccanti. Diciamo che sulla carta dovrebbero finalizzare gli attaccanti, ma si arriva anche dentro con i centrocampisti, con i quinti se giochi con un centrocampo a 5, se giochi con un 3-4-3, i quarti di centrocampo, che sono quegli effetti sorpresa. Però domenica, se noi andiamo a guardare, soltanto Guehi ha avuto 3 occasioni per battere a rete. Manfred ha avuto 2 tiri anche dentro l'area che lui non ha incrociato, oppure che magari ha tirato centralmente. Per cui anche domenica, anche gli attaccanti si sono avvicinati tantissimo alla rete. Però non disdegno se mi fa gol un centrocampista oppure un difensore, che sono quei gol che vengono fuori, che tu non ti aspetti nemmeno. È un po' come quando si dice hanno vinto la partita attraverso un calcio piazzato, le famose palle inattive. Per cui dico che è il calcio moderno. Esatto, esatto. Un nostro centrocampista, io parlo, che si chiama, il nostro capitano, si chiama Stefano Cerviglia, mi sembra che ha realizzato 9 gol. Se non vado errato, mi sfugge forse qualcosa, non lo so. Ha sbagliato il calcio di rigore domenica scorsa contro il Castellammare, che deve essere, se non è 9-10. Però dico un centrocampista, Longo ha fatto 2 gol, Pellegrino ne avrà fatti, se non sbaglio, 3 o 4. Cioè, questi sono tutti gol importanti. Prima di te, voi andarti prima di te abbiamo avuto conoscere Riccardo Rotulo. Vengono lo stesso. Esatto. Riccardo Rotulo è proprio quel centrocampista che ti garantisce almeno 7 gol. Ma aspetta, ne può fare anche molto di più, ma che è un grande rifinitore, perché io l'ho seguito dai tempi dell'Icata, ok? Ed è un giocatore che ti salta sistematicamente l'uomo, ti crea superiorità numerica, ti batte a rete, ti fa l'assist per il compagno. Questo è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Che è bravo. Andiamo ancora più lontano. Per esempio, più recente, prendiamo Zaccagni che gioca trequartista, prendiamo Rangers, prendiamo Settominei, prendiamo i dell'anno scorso. Sono tutti giocatori che ti fanno la differenza. Certo, ecco, perché adesso è un calcio di intensità, è un calcio di 1 contro 1, è un calcio dove tu entri dentro e vai cercando, almeno io voglio che andiamo a riempire almeno con 5-6 uomini l'area di rigore, ok? Poi magari troveremo che qualche partita che arriveremo in 4, però andare con più persone all'interno dell'area di rigore, perché è quella che ti fa la differenza. E ripeto ancora una volta, per chi mi conosce, sa che sono un allenatore che non mi piace attendere, non mi piace, preferisco sempre, se ci riesco, anche dare, come dire, adito alle squadre che andremo a incontrare, quello di fare sempre noi la partita. Per esempio domenica, l'ho detto ancora prima, quando è finita la partita contro il Piano degli Albanesi, la prima cosa che ho detto domenica, sabato, che poi non è domenica ma è sabato,
è una partita ancora più difficile di quella del San Giorgio Piana, perché incontriamo una squadra che viene non so da quanti risultati utili consecutivi, dove ha dato filo da torcere all'Atletico Palermo, dove ha dato filo da torcere a chiunque, anche a noi quando l'abbiamo incontrato in casa. Conosco l'allenatore, è un allenatore che lavora tanto con i ragazzi, che è Corrado, per cui andremo a trovare, ahimè, troveremo un campo non all'altezza, ma per come non è noi all'altezza, loro magari stanno un po' più abituati perché si allenano, no, su quel campo lì, però non dobbiamo farlo diventare, ma loro sono più bravi perché si giocano in quel campo lì, no, noi dobbiamo essere anche più forti di questo, se vogliamo essere una squadra che vogliamo puntare ad arrivare più lontano possibile. Guarda, a livello statistico ti do una piccola nota scala, diciamo, perché l'ultimo panno che ho votato prima è quello questo è 2004, zero, anche per chiudere il discorso degli attaccanti 0-1 col Dinamo, quindi possiamo dire Speriamo che sia di buon auspicio anche questo, anche se la partita ancora dovrà essere fatta. tra l'altro con la i primi usciti di lavoro da cioè perché non dopo la stagione particolare. Quindi si vede di fatto, è arrivato Sono arrivato a novembre del 2023. le condotto prima 50 partite. Quello che ti chiedo, tu arrivi a Meri, non vogliamo più toccare, ma in realtà con un campo chiuso, con dei campi chiusi. No, allora no. Allora no. O Quest'anno, comunque l'anno scorso erano le tribulette, la tribuletta era bella. ricordo, su una realtà in cui comunque troppo cultura sicuramente non una realtà a livello di struttura di stadio, non parlo di tanto di allenatore Spettacolare. con non troppi costi a sedere, adesso speriamo che la situazione migliori, sia più florida da questo punto di vista. Tu comunque nel corso di questi 15 mesi sei diventato quasi un tutt'uno con la società, con Tino, con i soci, con il direttore, con i giocatori, Trattenuti con i tifosi. con i tifosi. Per te passa il livello davanti dentro, non dici nulla di nuovo perché è vissuto al divento per tanti anni e gente continua a vivere per tanti buoni anni. Qual è il segreto, secondo te? Tu che comunque l'hai vissuta nella nuova era, quindi dei tanti soci, della gestione, diciamo, locale, a livello di dirigenziale, qual è il segreto per cui questa squadra l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, nonostante qualche difficoltà con le bambine, cambio anche di assetto tattico dal 4-3-3 al 3-5, 1-1, quello più nuovo. E quest'anno è ancora volta per il meno, io ho detto cosa c'è a Meri che magari Allora, in realtà sognano di avere. allora, ci sono tanti soci, iniziare dal presidente Tomasino a finire al direttore sportivo e tanti altri soci che sicuramente tu conoscerai anche quanto me. Sembrerà strano, ma anche in questo campionato cerchiamo di essere più organizzati possibili, perché è un'organizzazione. La voglia di scrivere delle pagine importanti sono dei fogli messi lì dove vogliono essere riempiti con delle scritture di qualcosa di importante. Io mi ricordo che quando arrivai lì, arrivai allo stadio, mi sono ritrovato con circa 20 e passa persone che erano tutti dirigenti. Ho detto scherzando, ho detto se io avrò una riunione, non è che ogni giorno devo parlare con 20 persone e avere 20 versioni diverse. Mi auguro che uno sta lì e gli altri vanno un po' tutto a giro, per cui questo entusiasmo da parte di questa società che, ripeto, vuole scrivere delle pagine importanti senza andarsi a svenare, ok? Attraverso il lavoro, attraverso l'organizzazione. Poi hai visto
Io dico sempre che è un campo che è un'oasi felice, c'è molta ospitalità, non c'è casini, non ci sono chi, non ci sono come, ci può essere quella parola in più, ma quello è l'adrenalina di ogni fine partita, per cui organizzazione, persone che prima ancora di essere, è lì che forse ogni tanto io mi arrabbio che dico sempre, sì è vero, padri di famiglia. Magari il giorno prima hanno rimproverato la squadra per dire che non è piaciuta una prestazione, poi il giorno dopo magari li vedi lì a dargli ancora un'ulteriore pacca sulle spalle, come dire dai, non è successo niente, che è quel rapporto familiare che tante volte dico che non è sempre che bisognerebbe fare così. Poi in più quest'anno ci è venuto un po' a mancare quello che è il discorso pubblico, come hai detto tu. Sì, e ti dico che levando un po', abbiamo un po' scoperto il campo, perché c'erano dei teloni messi prima, tu sai che lì attorno c'è una pista dove vanno a correre, c'è una specie di posto dove tutti gli sportivi vengono, perciò l'abbiamo aperto, ed è aperto a tutti, per cui le persone ci sono, non sappiamo noi poi se ci sono 700, 800 persone, 500, perché sono sparsi un gruppetto lì, un gruppetto da un'altra parte, perciò questo è un po' venuto a mancare, però tornando al discorso di prima, una cosa che mi è piaciuto che hanno attaccamento in questi colori sociali qui, ci mettono anima e cuore, mettono tanto del loro tempo rubando alle famiglie, mettono tanto del loro tempo per essere con noi, non ci fanno mancare niente, puntuali in ogni pagamento, questo penso che sia perché sappiamo che ormai non è più il calcio dei rimborsi spese, ma il calcio è diventato anche il calcio dilettantistico, un calcio dove ci sono dei lavoratori e dove c'è un'azienda che ti paga. Per cui le società sportive non sono più a rimborso spese benzina o via dicendo. Ok? Per cui ci sono dei lavoratori, c'è una società dietro, pagamenti puntuali, ripeto, persone che amano il calcio, persone che amano questi colori sociali, persone che vorrebbero scrivere una pagina importante nella loro storia calcistica. Significa qual è? Quello di arrivare in Serie D. Ora è troppo presto per poter puntare a qualcosa di così importante. Però nessuno, se possiamo, tipo, il sognare ce lo può levare nessuno, che ripeto, siamo ancora lontani. Però nel calcio c'è stato Ranieri che ha portato la squadra del paese a vincere quel campionato che nessuno mai si poteva aspettato, non so tra quanti secoli ricapiterà di nuovo, però ripeto, non siamo ancora in queste condizioni qui, sogniamo, oggi ci ritroviamo al quarto posto, questo penso che non ce lo può vietare nessuno, quello del sognare. Poi fra 6 partite, se siamo lì a tentare qualcosa di importante, penso non ci siamo riusciti, penso che abbiamo fatto ancora una volta un grande campionato. Per cui questo è stato sono tante di quelle cose che mi hanno portato ad accettare in un progetto a medio-lungo termine. Poi si può continuare, ci si può fermare, tante volte può essere pure che non sei riuscito nell'intento e magari vogliono puntare magari su altre persone, però ancora ci sono 6 partite, penso che stiamo lavorando bene. Dove lo vedi? Abbiamo parlato prima, quando tu hai 4-5 ragazzi che vengono convocati, rappresentativa siciliana e rappresentativa nazionale, significa che la società, dal presidente Tomasino con tutto il resto dei dirigenti, direttore generale, Rattenuti e via dicendo, Gigi, tutti quanti, poi Vincenzo Marchese che è il vicepresidente e tanti altri, ok, Maurizio Villino, Sergio Di Pisa, Piero Picone, poi si arrabbiano se tu non li menzioni, tu li conosci, e tanti altri che ti sfuggono magari in questo momento qui. Poi c'era proprio la presentazione della squadra Bravo. ma come dici giustamente tu c'è un pezzettino di ognuno di loro e soprattutto No, la cosa ma che mi allora è piaciuta fin dal giorno zero, perché io
inizialmente nell'est, mi è piaciuto, e quindi potrei eventualmente confermare nel futuro, che non c'è la prevaricazione, c'è collaborazione. Collaborazione e non si calpestano i piedi. Ecco perché ho detto l'organizzazione, io intendevo questo. Ognuno sa cosa deve fare. Per esempio, l'avvocato Spezio, che io avevo dimenticato, come anche lo stesso Peppe Caracane, Mi hai risparmiato bravissimo, anche lo stesso Sergio, l'avvocato Sì. Sergio, bravo. Ognuno di loro ha un compito. Piero Picone ha un compito, Sergio Di Prima ha un compito, Avvocato Spezio, Benedetto Spezio ha un compito, il presidente è lì che veglia, Rattenuti ha un ulteriore compito di direttore generale, però non si calpestano l'uno con l'altro, hanno rispetto di ognuno di loro. Il vicepresidente è Vincenzo Marchese, è un altro che è lì, che è responsabile anche del settore giovanile, della Don Carlo Misilmeri, per cui stanno cercando, poi è saluto dell'ultima notizia dei 9 anni della gestione per cui 9 più 9, per cui è già una bella struttura che vorranno ampliare ancora e farla diventare ancora più bella. Per cui c'è un progetto dietro. Ecco perché ho accettato la Don Carlo Misilmeri. Poi, come tanti possono pensare che questo ormai è diventato il campionato degli elefanti, io questo te lo posso smentire a chiare lettere. Non è il campionato più degli elefanti, ok? È il campionato che è un gradino sotto alla Serie D, ma che anno dopo anno diventerà sempre più bello. Sai perché? Perché ci sono dei tecnici preparati, sono tanti giocatori giovani, meno giovani, che vogliono far bene e che, come ho detto prima, è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Ci sono dei contributi da pagare, dei contratti da firmare, perciò è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Anche nei dilettanti non ti dico che possiamo parlare di professionismo perché ancora dobbiamo fare passi da gigante per arrivare un po' a quello che è la mentalità del professionismo, però come dico ai miei ragazzi, questi non sono più campionati dove vedrai gente che a fine carriera oppure che sia, come dire, magari da annate oppure che ha una certa età e viene... Anche perché se non ti prepari bene, fai anche le figurate. Tutto qua. E tu che ne segui tante di partite, penso che li vedrai tutto questo. Poi io, può essere pure che mi sbagli, per carità di Dio, però io la penso così. I dati dicono il contrario. Io ti ho ascoltato fare ragionamenti, mi è piaciuto che quando si parlava del progetto, quando si parlava del lungo termine, hanno nominato con la letterina che viene dopo la C e prima della E, nominata parlando alla prima plurale, allora a questo punto mi è dato a pur avendo detto il pezzo. Cioè, ora, magari È più difficile dell'altro. esatto, magari Perché uno per chi deve lottare per un retrocedere, chi magari lotta per un posto al sole, chi sta vincendo il campionato perché dovrò incontrare la Stetic Palermo anch'io tra qualche giornata, voglio dire. Sono tutte partite difficili, ma belle. esatto, soprattutto. Ti dicevo, ne mancano 6, magari ne mancheranno 7, magari ne mancheranno 8, ne mancheranno 10. Si tira una riga. Il giorno dopo la fine del campionato, Tommaso Napoli come primo pensiero ovviamente a Don Carlo Michilmeri che lo vedo 5 o no? Allora io sono sotto contratto, però dico sempre, gli sposalizi o i fidanzamenti si fanno sempre in due. In che senso? Può essere pure... 22, visto che ci sono. Esatto, bravissimo. E quando dico questo può essere pure che si alza al mattino il presidente
e mi dice, mister, noi vogliamo fare un ulteriore progetto, forse magari diverso, sto dicendo delle fesserie, ma perché, ripeto, non so cosa accadrà, tanto io sono concentrato su questo. E mi dirà, "Ah, guardi, mister, stiamo pensando a qualcos'altro, c'è nessun problema. Sì, si parla, e amici ancora più di prima, perché quello che è stato fatto in questo anno e mezzo o in questi due campionati, possiamo dire anche questi, in queste due stagioni, non li cancellerà nessuno, sono scritte lì, quelle famose pagine che sono state scritte settimana per settimana. Sono arrivato nella partita contro la Folgore Castelvetrano fuori casa, se ricordo bene, ed era mi sembra l'11ª o 12ª partita, non mi ricordo nemmeno, e quando andrò via tirerò una linea e dirò è finito il mio percorso e quelli non me li cancellerà nessuno perché come ho detto stiamo scrivendo delle pagine belle e importanti. Se poi nella parte finale di queste 6 partite scriveremo ancora di più, delle pagine ancora più belle, questo lo scopriremo nei prossimi mesi. Come hai detto tu, possono essere 6, possono essere 7, possono essere 8, possono essere 10, non lo sappiamo nemmeno. Noi ci auguriamo qualsiasi cosa perché, ripeto, sognare, noi diventiamo come i bambini, nessuno ci può levare quelli che possono essere i nostri sogni, perché poi fondamentalmente siamo sempre dentro, siamo sempre dei bambini, ok? Per cui nessuno ci potrà mai levare quello che vogliamo, quello che sogniamo, però nel sognare dobbiamo lavorare e dare sempre il massimo per arrivare, sempre rispettando quelle che sono le squadre avversarie, ok? Allora dirò, ok, ci si stringe la mano, amici come prima, però in questo momento siamo un po' troppo lontani dal poter dire tutto questo, perché ancora abbiamo delle pagine importanti da scrivere. E mi auguro di scriverne ancora tante con il Missile Man. Facciamo le dita e vediamo come. Può essere pure che magari che su 23 persone, 15 poi tutto un giorno magari escono dal sogno, e dicono no, Napoli deve andare via, arrivederci e grazie. Però lo capiremo quando sarà il momento, è ancora troppo presto. E noi naturalmente speriamo di raccontarle per bene queste pagine da scrivere. E ti dirò di più, quando mi sono presentato scusami se ti interrompo, la cosa che ho sempre detto, se uno va a guardare la mia carriera, io calcisticamente e come allenatore, non penso di essere durato 2 o 3 anni di seguito in un posto, anche perché mi dicono che ho un brutto carattere. Io penso di avere un carattere, diciamo tra virgolette, tranquillo. Mi arrabbio se mi fanno arrabbiare, come penso tutte le persone che è giusto sia, ma soprattutto non sono uno che le manda a dire. E forse se questo è il brutto carattere, io dico che sono orgoglioso di avere questo brutto carattere, anche perché preferisco le cose dette in faccia che magari farle arrivare tramite 2 o più persone, che non è così. Io se ho qualcosa da dire penso di dirlo sempre in maniera diretta, guardo in faccia le persone, sempre con educazione, dico sempre quello che è il mio pensiero, rispettando il pensiero anche degli altri. Per cui i miei dirigenti mi dicono che sto durando tanto. Speriamo di durare ancora di più. Ti ringrazio per essere stato con noi. No, io ringrazio te, ringrazio anche l'amico Geraci che lo abbiamo lì di fronte, che segue i numeri e non ci fa sfuggire niente. Grazie per avermi informato delle 50 presenze e mi auguro. Io non so come. Allora, sì, allora noi ogni mercoledì facciamo le famose partitine a pressione, partitine, e tante volte giochiamo con 3 squadre. Diciamo partitine a pressione a campo ridotto con le sponde. Ecco, formo 3 squadre, anzi colgo l'occasione per dire al mio capitano che sta settimana, siccome non li ha portati la settimana scorsa perché ha perso, sta settimana mi porti i pasticcini della settimana. Per cui no,
perché domani sono noi i pasticcini manco pazzallevane, per cui è già una minaccia s- detta in diretta. Mm. Invece, invece poi c'è un qualcos'altro che io poi ho promesso ai miei ragazzi, ma che loro sanno, non voglio parlare prima perché non porta mai bene. E poi c'è una bella mangiata offerta anche dal sottoscritto, con tutti i miei ragazzi ed anche i dirigenti, però basta che un po' no, non fate altro. A parte gli scherzi, l'abbiamo fatto pure tempo fa una mangiata tutti insieme, che la società in questo non viene nemmeno meno a farci stare sempre bene, stare sempre insieme anche nei momenti di difficoltà. Capito? Questo è, guarda, ancora più bello. Se vedi su, ringrazio nuovamente Mister Napoli, Ring- continuiamo le Grazie, sì. grazie. Ringrazio Salvo Gerardo ancora una volta in regia. Veramente, lunedì prossimo speriamo poi vittoria, perché dopo un'ora devo fare più i segnali di riferimento. Non dimenticatevi di seguirci su tutti i nostri profili. E poi sai che tu ci segui da tanto, della squadra con cui mi ritrovo a lavorare, con alcuni ci ringraziamo dallo scorso anno, e adesso sanno che io mi arrabbio tanto, ma che gli voglio bene. Che quando uno si arrabbia è perché gli vuole anche bene, che so che hanno ampi margini di miglioramento. Glielo dico in privato negli spogliatoi, lo dico anche qui pubblicamente, che sono ragazzi meravigliosi, non solo i ragazzini, ma anche i grandi, perché, ripeto, i piccoli crescono attraverso anche i grandi. Quando parlo di grandi parlo degli over, per cui se abbiamo ottenuto tutti questi bei risultati è perché ho trovato anche un gruppo di ragazzi molto disponibili al sacrificio, al lavoro, e gli dico sempre che possono dare ancora di più perché hanno margini di miglioramento incredibili. E quando mi arrabbio nelle prestazioni dove tu sei stato presente, come è stato contro il Partinico Audace, e poi vedi una prestazione contro il Athletic con San Giorgio Piana, con Geraci che è venuto a vedere la partita, trasmettere la partita con il Gela, quelle grandi prestazioni lì, tu dici, ma qual è la mia squadra? Quella del Cattolico o quella delle grandi prestazioni? Ecco perché mi arrabbio con loro, perché tante volte non sono costanti in quello che è il rendimento e soprattutto in queste prestazioni che fanno divertire anche il pubblico, perché la gente quando viene non si annoia. Tu hai esordito dicendo non ci siamo annoiati vedendo la partita del San Giorgio Piana, per cui vi dico che ancora devono dare molto di più perché ce le hanno nelle cose. Scusami se ti ho interrotto fino al finale, perché ci tenevo a dirlo anche questo. Doveroso, assolutamente doveroso. Vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, X, TikTok, il canale YouTube, sportisili.it. Guardatela la controllo visione perché è veramente bello vederla giocare. Molto più bella di guardare il sottoscritto in primo piano. Appuntamento lunedì prossimo. Buonanotte.